io ho conosciuto Paolo poi in una maniera un po' strana, devo dire, perché subito dopo Aguardente, il mio primo album sardo, lui venne a intervistarmi lui era giornalista dell'Unione Sarda. E quindi lo conobbi, insomma, poi come si, in genere, fu un'intervista a casa, per cui non mancava il bicchiere di vino, insomma, entrammo in sintonia abbastanza presto. E lui mi fece i complimenti perché dice, guarda, con questo album non sarei venuto, ma con questo album è successo qualcosa, soprattutto per la lingua e perché soprattutto, voglio dire, si importava la musica, adesso forse si riesce ad esportare. O meglio, si era acquisita forse dai più quella consapevolezza di sé che manca, no? E quindi anche in termini di autostima, dice ma perché non possiamo produrre noi la musica anziché scimmiottare il resto? Insomma. E la lingua era un veicolo importante. Io ho fatto questo esperimento rischiando anche, passando repentinamente da 3 album in italiano a uno in sardo, però insomma, il mio mestiere è stato sempre una sfida. E quindi legammo parecchio e poi venne fuori che lui scriveva. Ah sì, sai, queste cose un po'. E ne ho vissuto tantissimi di persone che scrivono, che mi mandavano, insomma è un po' difficile dire di no, però insomma, le cose non erano di grande livello. Quelle di Paolo invece erano sorprendenti. Lui mi mandò una delle prime, fu Osposida, e io proprio rimasi fulminato sia dai contenuti, anche dal ritmo del verso. Ci sono diverse letture di una poesia, non è solo quello che significa, ma anche il suono delle parole, il ritmo che dà alle strofe. Lui era un maestro in questo. Io di notte scrissi Osposita e gliela mandai subito. La cosa bella è che lui si emozionò in una maniera come un bambino. Dice, ma hai fatto una cosa bellissima. E io ho detto, vabbè, parliamone, perché non è che può finire con un pezzo, perché non. E da lì lui scriveva, cioè, quando tu hai queste iniezioni di anima, no? E alla fine scrivi, e lo stesso succedeva a me, cioè ti viene voglia di scrivere perché hai il rimbalzo giusto. E poi la musica che poi ha abbracciato lui e me, per cui è stato un periodo incredibile, forse di fratellanza vera, no? Lui soleva dire noi possiamo anche non sentirci per 2 o 3 mesi, ma siamo sempre insieme. È questo che ti dà la capacità, no? Questo che ti fa vivere. È una comunione di anime, è un po' retorico forse, ma per me è così, cioè è sentire insieme una cosa che l'uno la vive in un modo e l'altro cerca di amplificarla in un altro, no? E poi nasce una canzone, insomma.